Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. 2 offensive a largo raggio contro il traffico di droga e armi. Scoperta una banda che agiva tra Milano e Malaga, in Spagna. Tra i 24 arrestati anche un siciliano ai vertici. In un'altra operazione contro l''ndrangheta, provvedimenti pure ad Agrigento. Ergastolo confermato dalla Cassazione per il femminicida di Lorena 40, uccisa 5 anni fa a Furcisicolo. Senza risultati il tentativo di ridurre la pena perché il fidanzato assassino sarebbe stato angosciato a causa della pandemia Covid. Trapani per lo scandalo dei referti istologici in ritardo, chiesta dalla conferenza regionale della sanità la rimozione definitiva del direttore generale Croce. Catania, parcheggiatore abusivo arrestato per tentata estorsione, pretendeva 5 euro per la sosta e aveva minacciato 2 giovani. Vi vengo a cercare, incastrato dalle immagini di questo cellulare. Invasione di topi al Librino, cittadini e commercianti esasperati chiedono aiuto. Sempre a Catania, dopo il nostro servizio denuncia, avviata la pulizia degli archi della Marina e il Buongiorno Sicilia anticipa il progetto del nuovo volto del lungomare. Il borgo di Ognina riscoperto e un ampio tratto chiuso alle auto. Inaugurata a Trapani una mostra coraggiosa e originale, 20 dipinti realizzati dai detenuti del carcere Cerulli. Le loro opere presto esposte anche in prefettura. Calcio, stagione finita per le siciliane, ma l'attenzione resta alta. Il Catania deve iniziare a programmare. Il Trapani e il Messina sono alle prese con problemi extracampo. Bentrovati, traffico di droga e armi, scoperta una banda che agiva tra Milano e Malaga in Spagna. Tra i 24 arrestati anche un siciliano che aveva un ruolo di vertice nell'organizzazione. Sequestrati cocaina e Kalashnikov. In un'altra operazione contro l''ndrangheta tra le province con provvedimenti anche a Agrigento. Adelaide Barbagallo. 2 diverse operazioni antidroga, una nell'inchiesta coordinata alla DDA di Milano con 24 arresti legata anche al traffico di armi e al riciclaggio, un'altra contro l''ndrangheta, vedono appendici anche in Sicilia. Un uomo di 35 anni nato a Canicattì in provincia di Agrigento ma residente in Brianza è ritenuto al vertice dell'organizzazione capace di rifornire di hashish, marijuana e cocaina non solo clienti stanziati in Lombardia ma anche a Roma e Palermo. Il gruppo, per movimentare il denaro dall'Italia alla Spagna, si avvaleva di alcuni cittadini cinesi ottenendo in cambio commissioni pari a 1,5% del denaro illegalmente trasferito, oltre 1.400.000 euro in appena 4 mesi. Nell'altra inchiesta, quella contro l''ndrangheta con 97 arresti in tutta Italia, coinvolta anche Agrigento. Il Blitz ha colpito alcune tra le più importanti cosche di 'ndrangheta i cui affiliati sono accusati di aver gestito in regime di monopolio il traffico di stupefacenti attraverso una struttura stabile ed organizzata, frutto di un'alleanza tra le cosche. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo, che diventa definitiva, per Antonio De Pace, l'infermiere che 5 anni fa a Furcisicolo ha ucciso la studentessa in medicina Lorena 40. Rigettata, respinta la richiesta di attenuanti per stress da Covid. Francesco Triolo. Diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere che il 31 marzo 2020 ha ucciso la fidanzata Lorena 40 strangolandola nell'abitazione in cui vivevano a Furcisicolo in provincia di Messina. I supremi giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso 28 novembre nel processo di appello bis, un verdetto arrivato dopo che la Cassazione lo scorso anno aveva annullato con rinvio la prima sentenza di ergastolo riconoscendo le attenuanti generiche perché il femminicidio era avvenuto nella prima fase della pandemia, il che avrebbe potuto incidere sullo stato di stress dell'infermiere. Ipotesi valutata ma ritenuta inammissibile lo scorso novembre dai giudici di Reggio Calabria e ribadita anche dalla decisione dei giudici della Suprema Corte che hanno confermato la condanna all'ergastolo per De Pace.
Finalmente si chiude questa tragica vicenda giudiziaria, ha detto il padre di Lorena 40, mentre la sorella Danila ha pubblicato una foto di loro due con la scritta "Ti amo". Soddisfazione anche dal legale della famiglia Giuseppe Barba. Lorena, ha aggiunto l'avvocato, non può tornare più, ma avere un giudizio certo, definitivo, non soltanto sulla responsabilità penale, ma anche sulla sanzione che noi ritenevamo doveva essere l'unica da applicare, che era l'ergastolo per loro, e anche un momento di pace. A Catania la polizia ha arrestato un tunisino per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie. L'uomo è accusato di averla picchiata procurandole un trauma cranico, ferite al volto e la frattura al naso. Trapani verso la rimozione definitiva dall'incarico del manager dell'azienda sanitaria di Trapani, Ferdinando Croce. Anche la Commissione regionale permanente per la programmazione sanitaria ha detto di sì alla sua decadenza dopo lo scandalo dei referti istologici in ritardo. Maglio Viola. Nessuno sconto e nessun ulteriore passaggio. Il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, si avvia verso la rimozione definitiva dalla carica di direttore generale. Nonostante le sue controdeduzioni e le spiegazioni fornite, la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria si è espressa positivamente sull'istanza di rimozione dall'incarico. La riunione era stata convocata e presieduta dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni ed ha confermato in modo compatto la proposta di decadenza di Croce. La vicenda è quella degli esami istologici rimasti nei cassetti per mesi, a volte quasi per un anno, e i cui esiti sono stati comunicati con ritardi inaccettabili. Su alcuni casi indagano anche due procure, quella di Trapani e quella di Palermo. Per questa vicenda Croce era stato sospeso dall'incarico dopo essersi rifiutato di dimettersi come gli era stato chiesto. Il manager ritiene di non essere responsabile dell'accaduto perché aveva segnalato all'assessorato il problema senza ottenere risposta. Decisivo per la scelta della commissione sarebbe stato il giudizio espresso dopo l'audizione dello stesso manager dagli ispettori regionali, che nella loro relazione parlano di gravità dei fatti contestati e oggettive responsabilità gestionali. La bufera era iniziata dopo la denuncia di una paziente, un insegnante, che aveva dovuto cominciare con grande ritardo la chemioterapia. Erano seguite altre denunce fino a far diventare il caso uno scandalo nazionale. Un'ispezione regionale aveva riscontrato che gli esami istologici in ritardo erano oltre 2000. Dopo la sospensione di Croce, a Trapani erano arrivati anche gli ispettori ministeriali, ma la loro verifica non aveva avuto esiti diversi da quelli della Commissione regionale. Dopo il passaggio della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria, la rimozione di Croce appare quasi scontata. A Catania adesso, dove un parcheggiatore abusivo è stato arrestato per tentata estorsione, aveva minacciato due giovani dai quali pretendeva 5 euro per la sosta e diceva: vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa, ma le sue intimidazioni sono state filmate con il cellulare. Simona Mazzone. Parcheggiare in centro storico la sera e trovarsi davanti il parcheggiatore abusivo non è certo una novità in una città come Catania, ma quando si viene minacciati violentemente non è facile affrontare la situazione. È la disavventura capitata a due ragazzi di origine indiana, immortalata da un telefono cellulare, come mostrano queste immagini, che trovando parcheggio nella centrale piazza Spirito Santo sono stati fermati da un uomo che pretendeva con fare intimidatorio 5 euro per la sosta. I due non hanno ceduto e si sono allontanati rapidamente dal posto per trascorrere la serata in un ristorante della zona. Al loro ritorno il parcheggiatore abusivo ha continuato a pretendere il denaro, minacciando i giovani, collaborato da un 35enne di origine marocchina. Qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa. Parole accompagnate da schiaffi al volto e alla nuca, seppur lievi ma esaustivi al fine di rendere più efficace la minaccia. L'uomo ha continuato a mostrare una certa spavalderia, rivolgendosi a loro dicendo che non avrebbero potuto fargli nulla, fino all'arrivo degli agenti delle volanti, davanti a cui entrambi i malviventi si sono dati alla fuga. Tuttavia il 35enne dopo alcuni metri è stato raggiunto dai poliziotti, che lo hanno fermato e arrestato e condotto in carcere per tentata estorsione aggravata. Alle spalle ha numerosi precedenti penali per reati di varia natura, tra cui spaccio, rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale.
Esemplare il comportamento di questi giovani, le cose da fare, chiamare il 112 in caso di minaccia e filmare chi minaccia. Andiamo avanti con altre notizie, le periferie abbandonate a Catania, invasione di topi a Librino, cittadini e commercianti esasperati chiedono aiuto. Tonino De Mana. Librino vedo che c'è la Porta della Bellezza, è una struttura molto bella, dà il suo fascino, però dopo la Porta della Bellezza a 100 metri la Porta della Schifezza. Montagne di spazzatura e conseguente invasione di topi. È un coro unanime quello che si leva da Librino a Tanaiata da una doppia emergenza. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata, colpa la maggior parte dei casi degli stessi abitanti che si ostinano ad ignorare le regole, gettando la spazzatura dove capita e a qualsiasi orario. Anche noi stessi dobbiamo curare dove abitiamo. Catania è di tutti noi, rispettiamo questa città. Il risultato è quello che vedete, con cumuli di immondizie ovunque e con topi ovunque. E poco importa se nelle vicinanze ci sono scuole, ospedali, il San Marco in questo caso, palazzi, condomini e mercati rionali. Mondizia, ti giri le spalle, guardi e vedi tutta mondizia. Lei è una bancarella qui, quanto è difficile lavorare in queste condizioni? Ma molto difficile, perché le persone non vengono, perché già si sentono schifate. Non ci sono parole veramente, è uno schifo veramente, guardi, proprio in questo momento ne è appena passato uno. Cioè, non lo so, io... E dalle dimensioni non sembrava un topo ma un gatto? No, è un coniglio. Siamo in fase dei topi, ora arriva l'estate, c'è tanta puzza, ci sono dei mercatini, dei commercianti, come si deve fare? Signor Sindaco, una volta c'erano i cassonetti, ora non ci sono più. Da 38 anni vedo sempre degrado, sporcizia, spazzatura ovunque, topi giganti ovunque. Nelle periferie l'auspicato cambio di passo non arriva e vanifica ogni sforzo dell'amministrazione comunale. Intanto topi e colombe banchettano sui resti di cibo, variegati e abbondanti. Menù di oggi, peperonata. Hai capito. Intanto, dopo il nostro servizio denuncia, sempre a Catania, è stata avviata la pulizia degli archi della Marina. L'assessore all'ecologia pesce dice: stiamo lavorando su più fronti. Quest'anno lo scerbamento è stato reso difficoltoso dalle piogge abbondanti. Ancora Tonino De Mana. In attesa di metterli in sicurezza, il riferimento è ai blocchi di pietra che si staccano dalla parete, è stata avviata la pulizia degli archi della Marina, luogo simbolo di Catania e porta per chi arriva dal mare. Queste le immagini mostrate al TG di ieri e questo il video girato questa mattina e che ritrae l'attuale stato di via Dusmet con le erbacce finalmente rimosse e con uno stato decisamente più decoroso. Squadre al lavoro per rimuovere rifiuti e vegetazione incolta, a seguire le operazioni in prima persona l'assessore comunale all'ecologia Pesce. Abbiamo quasi completato, domani dovremmo ultimare, adesso siamo qui sotto gli archi della Marina dove è competenza appunto di RFI che si sta adoperando appunto per ripulire gli archi. L'operazione pulizia è importante perché è il primo impatto che hanno i turisti con la città. Non vi è dubbio, infatti questa operazione è stata già replicata in altre zone della città, penso al centro storico. Avviato un preciso cronoprogramma. Partiremo su San Leone, abbiamo fatto diversi interventi nel centro della città, a Lungomare, Corso delle Province, Viale Libertà e man mano purtroppo la stagione non è stata favorevole, nel senso che la tanta pioggia dell'inverno ha causato una crescita importante di queste erbacce e quindi noi stiamo con grande attenzione cercando di ripulire tutta la città. Bonifica effettuata nel centro storico, a Faro Biscari e a San Giuseppe l'Arena. Ultima tappa, il cimitero di Catania. Come cambierà il lungomare di Catania con il progetto dell'amministrazione di rigenerazione? Lo ha anticipato stamane a Buongiorno Sicilia l'assessore Parisi, Lorena Dolci. Tutto è iniziato un anno fa con l'apertura di via Barraco, la bretella che dalla circonvallazione porta a via del Rotolo e poi in via Alcide De Gasperi. Adesso si riparte completandola nei due sensi di marcia per consentire anche il rientro sulla circonvallazione. Dopo 20 anni arriva l'attesa alternativa al lungomare di Catania. È il primo dei due step del progetto di rigenerazione firmato dallo studio Bodar di Barcellona Pozzorigotto, che ha vinto il concorso internazionale di idee. Ieri la presentazione e il confronto con la città. Poi la delibera andrà in giunta prima di partire il 30 giugno con i lavori che dovrebbero essere completati nel 2027. Si parte da Piazza Mancini Battaglia con il Borgo di Ognina ritrovato grazie alla demolizione del cavalcavia. Poi questo tratto fino a prima di Piazza Sciascia sarà chiuso alle auto. Secondo step, via Piazza Nettuno
Piazza Europa, quindi la parte sotto al lungomare, e contestualmente ovviamente il lavoro che si sta portando avanti come progettazione sul viale Alcide De Gasperi, che poi ci porterà al lungomare attraverso l'allargamento delle 2 stradine che ci sono oggi. L'intervento urbanistico non riguarda la costa, che è di pertinenza demaniale. Non interveniamo e non possiamo intervenire naturalmente sulla costa. La costa è gestita dal demanio e semmai l'affaccio sul mare sarà diverso rispetto ad oggi, ci saranno molti più spazi per potersi godere il lungomare, diciamo, a piedi, ci sarà più verde. Il progetto è interamente finanziato con 57 milioni, soprattutto fondi comunitari, senza un euro a carico del comune di Catania. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Tarantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14:30 con un ampio spazio dedicato ai vostri messaggi. E adesso le altre notizie. Un deserto chiamato aeroporto di Comiso, soli 2 voli a settimana. Se ne prevedono 9 in tutto per la stagione invernale prossima. Costato 47 milioni, è lo scalo che non decolla. Veronica Barbarino. Un deserto chiamato aeroporto di Comiso verrebbe da definirlo. In attivo ad oggi ci sono solo 2 voli settimanali, anche se da giugno si arriverà a 9 voli totali per coprire la stagione estiva. Con un video sui social il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, denuncia la desolazione all'interno dello scalo. Un parcheggio che un tempo era pieno, strapieno di autovetture, completamente vuoto. Non c'è anima viva. Guardate, guardate. Ci sono 100 dipendenti in servizio per un aeroporto senza voli, ma la neopresidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel consiglio di SAC, Maria Rita Schemmari, dice che l'aeroporto non può chiudere né può essere ridimensionato nell'organico. I dipendenti, nonostante la mancata attività giornaliera dell'aeroscalo, devono essere presenti. E dire che i fondi stanziati sono tanti, un bando da 24 milioni per la continuità territoriale su Roma e Milano, 9 milioni per incentivare le rotte internazionali, più premialità se si vola nella stagione estiva, 3 milioni dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e infine 47 milioni per la sezione voli cargo. Intanto il bar, per citare solo uno dei paradossi, apre per un'ora il martedì e il sabato. I poliziotti distaccati nello scalo arrivano solo per i 2 atterraggi settimanali. Continueremo a indagare nei prossimi giorni su questo aeroporto fantasma. Intanto andiamo a Palermo. Fa ancora discutere l'aggressione a un insegnante da parte di una coppia di genitori. Tutto è nato da un rimprovero di una maestra. Insegnanti e presidi pretendono giustamente sicurezza. Marco Gullà. Non si può continuare così, è quello che hanno voluto sottolineare insegnanti e collaboratori scolastici dopo l'aggressione avvenuta nei giorni scorsi all'istituto palermitano Lombardo Radice. Emergono particolari su quanto accaduto nella scuola di Corso Calatafimi. L'alunno di una terza elementare era in fila con altri studenti quando è stato rimproverato da una maestra perché avrebbe disturbato un compagno di scuola che soffre di autismo. Il rimprovero è nato solamente per evitare la reazione del bambino autistico. Successivamente i genitori dell'alunno rimproverato si sono fiondati a scuola per chiedere spiegazioni all'insegnante, ma ne è nato un alterco con i collaboratori scolastici, con successiva aggressione. Episodi su episodi, le scuole che diventano ring, le paure del personale scolastico. Sono episodi che si ripetono in tante scuole. Lavorare a scuola è diventato pericoloso. Giornalmente gli insegnanti, i dirigenti e tutto il personale scolastico periodicamente subiscono aggressioni, violenze dai genitori e dai ragazzi. Bisogna costruire un'alleanza tra scuola, famiglia, società.
Questi atti di violenza sono inaccettabili e rappresentano un grave attacco alla nostra dignità e alla sicurezza di tutti noi. L'appello di presidi, professoresse e maestre. La violenza che attraversa i corridoi delle scuole, quelle scuole dove molti genitori dovrebbero ritornare per imparare le basi dell'educazione. Eh sì, molto giusto questa considerazione. Trasportati a Termini Imerese i primi pezzi del Bayesian sono stati recuperati dai fondali di Porticello. Dopo la morte del sub, niente più immersioni, le operazioni continueranno con l'uso di un sommergibile teleguidato. Manlio Viola. Nessuno vuole più immergersi nelle acque di Porticello. La maledizione del Bayesian colpisce ancora e questa volta riguarda i sommozzatori, tutti, di tutte le nazionalità. Dopo la tragedia che ha portato alla morte del sub olandese, l'ottava vittima di questa vicenda, che stava tagliando i supporti del Boma per liberare il relitto dall'albero, si è deciso di procedere abbattendo i rischi al massimo. Al termine di una riunione operativa fra la società incaricata del recupero, la Guardia Costiera e informalmente anche la Procura di Termini Imerese, si è deciso di procedere solo con operazioni da remoto. Insomma, l'attrezzatura viene immersa per raggiungere il relitto e poi teleguidata a distanza. La conseguenza è il rallentamento delle operazioni del recupero, ma tutto avviene con maggiore sicurezza. Intanto sono stati recuperati il Boma, l'ancora e la vela e sono stati trasportati a Termini Imerese, dove saranno eseguiti una serie di accertamenti. La Ebolift 10, una delle due imbarcazioni specializzate nel recupero che sta operando in zona, dunque si sposta al porto di Termini per sbarcare quanto recuperato e imbarcare altre attrezzature per il lavoro da remoto. Il recupero effettuato negli ultimi giorni è stato fatto con un piccolo sommergibile guidato a distanza. Messi in sicurezza anche i serbatoi e gli sfiati del relitto. Il prossimo passaggio sarà la posa dei cavi d'acciaio per imbracare lo scafo, operazione che comincerà al ritorno della Ebolift 10 a Porticello e che richiederà almeno una decina di giorni. Voltiamo pagina, è inaugurata a Trapani una mostra coraggiosa e originale, 20 dipinti realizzati dai detenuti del carcere Cerulli. Le loro opere saranno presto esposte anche in prefettura. Laura Spanò. Si chiama Dipinti di Speranza ed è stata inaugurata presso la Sala Laurentina di Trapani. Si tratta di un'iniziativa artistica realizzata dai detenuti della casa circondariale Pietro Cerulli. La mostra rappresenta il momento conclusivo del percorso creativo Copie d'arte famose, un laboratorio promosso all'interno dell'istituto penitenziario grazie al contributo di un artista e di un diacono della diocesi, con l'obiettivo di offrire ai partecipanti un'opportunità di crescita personale, espressione emotiva e riflessione. Si tratta di oltre 20 tele realizzate da 10 fratelli della casa circondariale di Trapani. Un frutto che ha sorpreso per la verità i partecipanti, soprattutto ha sorpreso le autorità, tutte le autorità che sono intervenute, che questa giustizia riparativa possa trovare anche le vie dell'arte per camminare e inserirsi sempre di più nel nostro tessuto sociale ed ecclesiale. Le opere realizzate saranno successivamente esposte anche al Palazzo del Governo in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica nell'ambito del programma Insieme Verso, che raccoglie eventi e iniziative volte a promuovere coesione, inclusione e partecipazione civica. Ci può essere un altrove rispetto a un luogo di detenzione e credo che questo sia il messaggio più forte che arriva con l'anima che le persone hanno messo nei loro dipinti. A Palermo stasera e domani al Teatro Massimo, tra gli ospiti in gara del festival Nonostante tutto noi cantiamo, anche i nostri Ruggero Sardo e Desirée Ferlito con Totino naturalmente. Vediamo. Allora, il festival si chiama Nonostante tutto noi cantiamo e io ho voluto lei come mia partner. Zitto Totino, basta. Cosa canterete? Ve lo possiamo chiedere? Glielo posso dire? Dillo, dai. Vabbè, allora non spoileriamo, ve lo dovete vedere. Ma è diciamo una canzone del famosa, Festival di Sanremo. L'ha scelta lei, che l'ho scelta un io. duetto, purtroppo c'è lui anche, però. Più di duetti, però va bene lo stesso. Ma che c'entra? Duetto è due persone che cantano. Ah, no, duetto, come due. Deformazione culinaria. Dalla cucina al canto, sapete fare tutto? Certo, noi dalla cucina al canto, dal canto alla cucina. Secondo quale canto ci troviamo? Facciamo i 4 canti poi. Ma che dici?
È strepitoso, va bene. È il momento della nostra pausa. Tra poco per il calcio la programmazione in casa Catania della prossima stagione e i problemi di Trapani e Messina. Vi aspetto. Campionati conclusi, tra le società siciliane resta alta l'attenzione. Il Catania deve iniziare a programmare. Il Trapani e il Messina sono alle prese con problemi extracampo. Francesco Triolo. Programmazione è la parola d'ordine in casa Catania. Il ritorno di Grella in città dopo qualche giorno in famiglia dovrà dare un'accelerata al lavoro già impostato, da Torre del Grifo al logo alla scelta del ritiro che sarà a Norcia per 3 settimane nella seconda metà di luglio. E poi la continuità tecnica. Il confronto con l'allenatore sarà il primo passo. Il progetto va avanti ma va migliorato in base alle indicazioni sulle lacune emerse nella stagione appena conclusa. Sarà potenziato lo staff sanitario e dei fisioterapisti intanto. Poi attenzione, in sede di mercato soprattutto alla fase offensiva. Inglese si è visto da solo non può bastare, occorre un vice, qualcuno che possa affiancarlo, supportarlo sulla tre quarti. L'intenzione è comunque di mantenere in organico Ciccerelli e Cianci se la Ternana non dovesse centrare la promozione in B. A Trapani attenzione più che sulla programmazione e sulle ultime vicende nelle quali è coinvolta la società Granata, ovvero quella della compravendita dei crediti di imposta. Il Trapani, come il Brescia, ha utilizzato questo sistema per i pagamenti di febbraio ed aprile. Potrebbe arrivare una penalizzazione di 4 punti per quest'anno che non comprometterebbe la classifica, ma anche altri 4-6 punti per la prossima stagione. A Messina, dopo la retrocessione, è il futuro stesso del club a tenere innanzi ai tifosi. L'istanza di fallimento presentata dalla Procura si basa su debiti con l'erario per oltre 1.100.000 euro, più almeno altrettanti nei confronti dei fornitori. Per l'iscrizione in Serie D occorre pagare tutti gli stipendi di contributi dell'ultima stagione, in totale servono 800.000 euro entro il 6 giugno. In caso di mancato pagamento si rischia anche la radiazione. Fari puntati inoltre anche sulla data del 10 giugno, quando ci sarà la prima udienza sul fallimento. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.